Siamo non casualmente allo stadio Appiani con Carlo Sabatini, sono passate 48 ore, sensazioni dopo questa promozione? Beh, che dire, io ho rivisto dei filmati che hanno mandato le TV locali, ho il DVD della partita e quindi evidentemente a rivedere quei momenti, voglio dire, anche di trepidazione, perché mi sono rivisto anche i minuti finali che effettivamente non passavano mai. Rivedere quell'entusiasmo, insomma, adesso forse cominciamo a realizzare veramente di aver fatto una grande impresa. Qual è stato il momento in cui hai capito che ce la potevate fare? Ma io cominciavo a essere molto fiducioso, superati i 20 minuti, quando abbiamo cominciato a creare le prime occasioni, a venire fuori, a mettergli un po' di paura dopo aver sofferto i primi 10 minuti, perché loro spingevano con veemenza e anche con qualità, devo dire. E lì ho cominciato a capire che potevamo farcela, perché la partita si stava incanalando più o meno come l'avevamo preparata. A fare la differenza a favore dei biancoscudati è stata una migliore condizione atletica sfoderata nella parte finale della stagione. Sabatini ricorda i meriti del preparatore atletico arrivato a fine febbraio, Paolo Baffoni, già a Padova nei 2 anni di Serie A, dal 94 al 96. Il preparatore atletico Baffoni sicuramente ha dei grossi meriti, perché ha saputo intervenire nei modi giusti in un periodo complicato, perché quando è arrivato lui si era a marzo, la squadra purtroppo non andava e lì subentrano anche problemi mentali, psicologici, non c'è solo un problema fisico. Lui intervenendo proprio sulla brillantezza prevalentemente ha ridato vitalità a questa squadra, oltre che tenuta e quindi al momento giusto, perché effettivamente in queste partite, effettivamente devo dire, sia che con Ravenna che l'Appropriata si è visto che eravamo in migliori condizioni.